Francesco Forgione nacque a Pietrelcina, in provincia e diocesi di Benevento, il 25 maggio 1887, figlio dei contadini Grazio Forgione e Giuseppa Denunzio. Il 22 gennaio 1903, all'età di 16 anni, entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini, presso il convento di Morcone. In questa data, ricevendo il saio, assunse il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Divenne sacerdote 7 anni più tardi, il 10 agosto 1910. Nel 1916, dopo aver trascorso 6 anni in famiglia a causa della sua salute precaria, fu trasferito a San Giovanni Rotondo, nel convento di Santa Maria delle Grazie. Qui, per oltre 50 anni, accolse numerose persone, concedendo loro il perdono di Dio nel sacramento della confessione. Le autorità ecclesiastiche condussero numerose ispezioni nei suoi confronti e imposero, tra l'altro, di non celebrare la messa in pubblico per un periodo terminato il 16 luglio 1933. Padre Pio accolse queste disposizioni con totale obbedienza, sopportando anche i dolori causati dai segni della passione, che divennero visibili su di lui a partire dal 20 settembre 1918. Morì l'11 settembre 1968, all'età di 81 anni. La sua eredità vive nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, da lui stesso voluto a San Giovanni Rotondo, e nei gruppi di preghiera avviati durante la Seconda Guerra Mondiale e diffusi successivamente in tutto il mondo. Fu beatificato domenica 2 maggio 1999 in piazza San Pietro a Roma da Papa Giovanni Paolo II e canonizzato dallo stesso pontefice il 16 giugno 2002, sempre in piazza San Pietro. I suoi resti mortali sono venerati a San Giovanni Rotondo, nel santuario a lui dedicato.